La visita del Ministero, in base alla quale poi verrà decisa la nostra conferma, avverrà quindi molto probabilmente nella seconda metà di luglio, alla peggio nella prima metà di settembre. È un'anteprima di oggi. Via ai lavori attesi da tempo e annuncio della visita ormai vicina della Commissione ministeriale per la conferma, anche per il prossimo biennio, della certificazione come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il direttore generale Francesco Pietrobon annuncia due buone notizie in un giorno per il futuro dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia. I lavori sono partiti questa settimana, fuori dalla finestra vediamo finalmente il cantiere in azione. Il programma è quello di concludere questa fase, come previsto dal contratto, entro la fine di luglio e comunque prima della pausa estiva. In questa prima fase dei lavori saranno investiti 1.200.000 euro, mentre ancora nulla è definito riguardo le trattative di vendita in corso con Villa Salus, anche se le trattative proseguono. L'ospedale, intanto, proprio nei giorni scorsi ha visto confermato il suo accreditamento di qualità. Dopo questa prima fase dei lavori ci saranno Laboratori di ricerca completamente nuovi, in spazi aggiuntivi rispetto agli attuali, e su un piano. Sull'altro piano troverà spazio la neuropsicologia, che svolge una consistente quota di attività sia per l'assistenza ma anche per la ricerca. Quindi in questo padiglione sarà concentrata tutta l'attività di ricerca. Il San Camillo è uno dei 3 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presenti in Veneto e ha confermato la propria importanza anche per i pazienti da fuori regione, in particolare per la neuroriabilitazione.